Bella raga, ciao a tutti dal Comandone veneziano, Fio, siamo in Belgio, ottavo posto in griglia, posizione meravigliosa, e guardate quante robe devo portare in Italia, se le porto tutte, cioè divento la... forse supero anche la McLaren, forse, cioè divento veramente una scuderia devastante, cioè sto portando l'Alfa Romeo a livelli incredibili, sono scioccato e felice veramente di quello che sto facendo, veramente pazzesco. Dobbiamo portare la testata, condotte dei freni riprogettati, turning vane sull'anteriore, turning vane side pod e batterie. Tutto in Italia, ragazzi, speriamo, speriamo, speriamo. Le rivalità siamo in parità adesso con Charles Leclerc e siamo a -2 da Nico Hülkenberg. Qualifica meravigliosa. Il tempo previsto è nuvoloso con forse pioggia. Alla fine, speriamo in qualche penalità, invece niente. Ottavi siamo. Vai, 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 vai. Speriamo di portare tutte le migliorie a Monza, ma adesso pensiamo a Spa. Cosa fa? Ma è un pazzo! Un pazzo Magnus. Ah, con connessione mia. Va bene. Ok. Le Rouge. O lo Rouge. A voi la scelta. Presa benissimo. Ciao Max. Ciao Max. Ok, adesso concentriamoci per il resto della gara. E Max. Prelevato Max. Mangiato Max. Ciao. Piccolo Max. Devo andare su miscela standard però. No, va la Magnussen. Mamma mia, come mi chiude Magnussen. Mamma mia. Siamo sesti, ragazzi, queste sono le mie gare, devo sfruttare. Ungheria, Spa e Monza, soprattutto dove Monza vuole fare il podio. Podio italiano me ne frego con l'Alfa. No, che cagata in una curva che di solito faccio sempre benissimo. Devo stare tranquillo adesso. Saranno 22 giri da incubo o da incubo. E c'è anche l'incognita pioggia. Insomma, non si mi deve bloccare tutti. Speriamo che solo una sosta, poi vado di media e ciao. Stai perdendo ritmo, abbassa l'erogazione delle RS prima di arrivare al limite. Grazie boss. Intanto il primo giro è andato, ne mancano solamente 21. Nell'inferno delle Ardenne. Ok. Very good, very good. E adesso Magnus mi deve bloccare tutti. Buono, buono, buono. Devo spingere qua con... però Magnus non c'è. Magnu c'è. Invece Magnu... Oh, Magnu! Rompe veramente i maroni. Collisione con Magnus, ma dove? Ah, vabbè, Ok, via pazzia. libera. Pazzia pura questa. Ero davanti, problemi suoi, problemi di Magnussen. Io me ne fotto. Abbiamo Verstappen dietro che è un bruttissimo cliente, forse era meglio avere... Ma... Ecco, era meglio avere Magnussen. Brutto, brutto cliente. Ok, abbiamo Max Verstappen, poi un po' il vuoto. Magnussen ha tentato una manovra azzardata e l'ha pagata con il testacoda. Io godo. Io ero davanti, tranquillo. Tutta la macchina davanti, cazzi suoi. Il Max Verstappen italiano. Meno talento ma più pazzia e più cuore. E ce l'ha proprio dietro Verstappen. Ok, siamo entrati nel terzo giro, da adesso il DRS è disponibile. E questa non è una bella cosa. Max tenterà il sorpasso. Bisogna stare attenti che tra i due pazzi c'è il derby.
Il derby della pazzia, Max Kume. Max ci prova, Max, vai Max. Max lo fa. Pulitissimo veneziano, ma Verstappen è pulito anche Verstappen, pazzia. Le condizioni delle gomme sono soddisfacenti, dovrebbero durare ancora un po', quindi non preoccupartene. Mamma che lotta con Max. Queste sono le lotte che vogliamo tra il Kume e Max. Che bello. Helmut Marko li vuole entrambi. Helmut Marko li vuole entrambi. Sarebbe bello vedere due pazzi in Red Bull, pronti a distruggere qualsiasi cosa. Destruction Derby tra il Kume e Verstappen, e qua il Kume fa l'absorpasso show. Mamma che si è inventato il Kume qua, ragazzi. Che si è inventato. Helmut Marko li vuole insieme. Horner ha detto va bene, l'importante è avere una buona RC auto, assicurazione e quant'altro, perché ne distruggeremo tante di monoposto. Sarebbe bello, però ancora presto. Però chissà. Se ne sono un po' andati i primi. Io sono in lotta con Max. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme medie. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 9,6 Vado secondi. un po' largo, ma basta. Finora duello regolare tra i due più pazzi della F1. Rouge e godo. Quante bandiere olandesi per Max. Ma è la sfida più bella. Max versus Kume. Kume versus Distacco Max. dall'auto davanti, 10,1 No, qua leggermente secondi. lungo. Tanto adesso possiamo andare, finito questo giro andiamo di miscela grassa. Di una miscela obesotta. Mamma che duello Kume Max. Bellissimo finora. Qua prendo, in sta curva prendo tanto, cazzo. Cioè il secondo settore è il migliore per il Kume là, dove ho fatto l'ottavo posto. Sei al target più 1 di carburante in eccedenza. Target Va carburante bene, dai, che più sto prendendo 1. su Max. Ciao, piccolo Max, come miscela bassa. Dai che ci siamo, dai che ci siamo. E a Monza può arrivare di tutto. Qualcosa arriverà. Speriamo il motore soprattutto. Ho frenato un po' presto forse. Vai, miscela grassa, sta arrivando anche una McLaren. Il distacco dalla prima posizione è 15,3 Vabbè, secondi. ma a noi non interessa la prima posizione. Per noi il podio è ancora impossibile. Vai di miscela, erogazione sorpasso. Rouge così stavolta. Però neanche Verstappen la fa a cannone. Che bella la sfida. Kume vs Max. Max vs Kume. Helmut li vuole entrambi, perché ha detto che solo così può esserci la vera pazzia in F1. Veneziano non ama la Red Bull, tutt'altro, però chissà. Voci di mercato. Veneziano è giovane, la Red Bull ama i piloti giovani, soprattutto pazzi. Possibilmente con licenza di distruggere le monoposto. Mamma mia, tensione incredibile. Metterei la firma per il sesto posto, assolutamente. Dopo il quarto posto meraviglioso in Ungheria, dove ho fatto la miglior gara della mia vita. Per il momento anche qua stiamo andando bene. Certo, i primi sono veramente andati, però a noi non interessa. In questo momento siamo davanti sia a Hülkenberg che a Charles Leclerc, perché lui è un po' Charles.
Merda, adesso vedo, ho perso completamente l'erogazione, mi sono leggermente dimenticato qua. Vabbè, adesso torniamo tranquillamente, dai. Fortuna sull'erogazione adesso siamo abbastanza bravi. Però Max c'è. Ok, la finestra del Che pit stop giro è però. aperta, puoi tornare ai box. Mi sono mirato di 2 secondi. Qua Max può fare. Qua Max lo fa. Qua Max lo fa e anche bene. Ho dovuto abbassare il piede perché sennò era incidente, ciao. Ma adesso ritocca il cume. Come lo sto sviluppando, dai, facciamole, ciao. Tanto si stanno volando pesantemente. Previsioni meteo. Per il momento non è prevista pioggia, le condizioni sono buone. Le gomme da asciutto sembrano le più indicate per ora. Non ha nessun ritiro in Belgio ed è curiosa la cosa. In una gara sempre crazy. Devo riprendere purtroppo la Hertz, devo andare di bassa per un po'. Comunque almeno l'ottavo posto lo stiamo abbastanza blindando, eh. Fermati ai box. Beh, quasi quasi. Potrei... Box in questo giro. Merda, Ok, possiamo farti fermare a questo giro. mi ha superato adesso il porco. Devo riprendermela. Qua vado lunghissimo. Invece no, invece no. Mamma mia, bravo Kuma. Bravo Kuma. Andiamo ai box subito. Fuori, Ottimo. esci ora. Grandi raga. Fai attenzione alle gomme adesso, devi finire la gara con il treno attuale. Ok ragazzi, siamo 12esimi. Il distacco dalla vettura davanti è 1,9 secondi. Ho un bel trenino. Ho un bel trenino adesso. Comincia la girandola dei box, il valzer dei box. Guarda Perez come sta rallentando tutti, io rischio. Spero di non perdere posizione, forse l'ho superato Verstappen ma non ne sono sicuro. Non ne sono per niente sicuro. Devo superare su terzetto. Buono, buono, buono. Questo è un gran sorpasso di classe. Adesso mi bloccano le pantere. Dai, cazzo, ho vinto il mondiale con le panterone. Un po' di riconoscenza. Non devo perdere tempo, no Gasly, no Gasly. Mi butta anche fuori Gasly. Ma cioè, mi dà a me la collisione. Vabbè, ma cioè, è grottesco però, eh. Cioè, è veramente grottesco. Incredibile. It's incredible. Charles deve fermarsi. It's incredible, Kume. It's incredible. Sempre più nuvoloso. Previsioni del tempo. Nessuna pioggia prevista al momento. Le gomme da asciutto sembrano le più Quindi è veloci molto per ora. lontana la... No, per me non becchiamo la pioggia. Guarda Perez come rallenta. Va Vardio, Vardio, Vardio. Invidioso perché ho vinto con la Force India l'altro anno. Guardalo. Bravo Ocon, bravissimo Ocon.
che si fa la parte praticamente, perché... Bene, dobbiamo raccogliere un po' di energia. Riduci l'erogazione delle RS. Vediamo se perdo. Posizioniero sesto, prima della sosta, e questa è la mia curva. Perfetto, perfetto, pulitissimo, bravo Kuma. Hartley, beh, Hartley lo superiamo. Certo che i primi vanno 3 secondi più veloci. Mamma mia. Incredibile, safety car, una macchina andava piana da un po' di giri su un tracciato lungo come Spa. Implacabile la safety car. E adesso qua devo pensare, mancano... bisogna capire se Riduci la tentare velocità. Il delta è troppo un'altra basso e sosta. rischiamo una penalità. Il problema... Rallenta immediatamente. Previsioni del tempo. Pioggia prevista tra circa 10-15 minuti. Le gomme da asciutto sembrano le più indicate per ora. Sto così. Adesso la safety car sarà ancora più lenta la gara e rischiamo di beccare un po' di pioggia. Sono indeciso, nessuno rientra. È tracciato troppo lungo, sto in pista. Stay out. Incredibile safety car, non si sa cosa sia successo per una macchina, la vedevo, era sempre quella bandiera gialla, forse una foratura, qualcosa. Raga, siamo pronti a riprendere la lotta. Van Dorn ci ha superato ai box, noi dobbiamo superare qua, dobbiamo essere subito aggressivi in partenza. 28% le gomme. Devo tenere belle calde perché dopo c'è lo rouge. Vai. Vai. E subito a Stoffel è nostro. Mamma mia. Rischio testacoda. Van Dorn non molla, Van Dorn è un osso duro. Ok. Siamo tornati sesti. Adesso lo rouge non mi fido di farla in pieno, sinceramente. Dopo una safety car. No, che però ho fatto bene, ho fatto benissimo perché ho perso la posizione e pazienza, ma la stavo perdendo. Adesso è lotta con Van Dorn che mi ha ripreso la posizione, una mia esitazione, ma secondo me ha fatto la cosa giusta. Però Van Dorn se ne sta andando. Stoffel se ne sta andando. Sul sesto posto proprio non vuole arrivare. Un grande sorpasso subito con rientro della safety car, ma dopo esitazione allo rouge. Voluta circa, non magari così tanto, però sentivo la monoposto ancora non a posto. Le gomme posteriori erano molto fredde. E Van Dorn se ne sta clamorosamente andando. Previsioni del tempo. Previsioni del tempo. La pioggia inizierà tra qualche giro, ma prima o poi arriverà. Fai attenzione. Le Madonna. gomme da asciutto sembrano le più indicate. Ora arriva subito o no? Si capisce più un cazzo. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 1,7 secondi. Non si capisce più niente. Tanta benzina anche. La safety car non mi ha dato secondo me cose positive. Senza safety car ero sicuro settimo. Adesso non lo so. Non riesco più a fare in pieno la rouge.
Male, 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 problemi grossi. Raga, comincia a piovere, ultimo giro, Verstappen ritirato. Devono tenere a tutti i costi la 7th place. Attenzione a Esteban. Comincia a piovere fortino, eh. Mamma mia, lungo qua del Cume. Lungo del Cume. Piano, 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 piano. Sì, piove. È ufficiale, piove anche parecchio. Tutto su un colpo. All'ultimo giro però, ma che già comincia a essere bagnata la pista, incredibile. E neanche un giro. Cioè in Belgio è così, quando piove, piove. My God. Mi sono tenuto però gli airs per l'ultimo giro. Mamma mia, DRS già disabilitato, incredibile, incredibile. È mosso a dolori. Niente più DRS, i commissari l'hanno vietato a causa Vince delle Kimi, è condizioni peccato, con qualche giro in più, questa è una gara meravigliosa. Ma in un giro già di luce, cioè comunque già pioggia importante con quasi cambio gomme, perché devo stare molto attento. Mamma mia che finale al cardio. Piano. Qua piove veramente tanto, eh. Ok. Arriviamo settimi, ma che brivido finale. Well done, Blaujo. Bel lavoro e buon piazzamento. Hai fatto un salto di qualità, proprio come ti avevamo chiesto. Yes. Ciao, arriva bene. A quanto vediamo è il momento del podio. I piloti Ma una escono doppietta e una Ferrari. tuta rossa. Mostruosa la Ferrari. Vediamo la E ora classifica. diamo un'occhiata alla classifica piloti. Il primo in classifica frena la sua fuga. Vettel, dopo il Raikkonen, e madonna, qualche che domanda Ferrari, vita. ragazzi. Secondo te Noi chi è il settimi. pilota del giorno? Secondo me il pilota del giorno è Nico Hülkenberg. È riuscito a risalire 68 in classifica punti, e ha quinto. messo in evidenza le qualità che fanno di lui un beniamino del paddock. Ma Ed stai ecco zitto. come si configura Era ultimo il però, campionato sì. costruttori. I punti di Vediamo che con la rivalità, se vogliamo la nostra amica. Una prestazione incredibile, Lo immagino so. sarai soddisfatto. Lo so, quando le pecorina La poi. scuderia sarà felice delle tue prestazioni. Ok. Come vanno le cose con il tuo rivale? Finché sta fuori dei piedi andremo d'accordo. Pensi di essere stato fortunato a non finire la gara con quell'incidente? Sulla deportanza. Ok. Il duello con il tuo rivale è stato intenso, no? Ok. Ti ringrazio. Ciao amore, ciao, 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 ciao. Buono, buono, grande gara. Mi sono preso anche i punti, erano da arrivare nono entro 2 weekend. Settimo, perfetto, ciao. Good, good, good. Estrazione, siamo a -2 sempre da Naiko. Porca miseria. E parità con Charles. Le dura. Raga, sotto il comandone veneziano. Ciao!